Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. Clamorosa rivelazione in TV, mio padre, il generale Dalla Chiesa, fu ucciso per fare un favore al defunto leader della DC Andreotti. Ospite della trasmissione Tango su Rai 2, la figlia Rita fa per la prima volta il nome del politico che a suo avviso sta dietro l'omicidio. La Premier Meloni a Siracusa all'Expo che precede il G7 Agricoltura. Un incontro, ha detto la Presidente del Consiglio al microfono del TG Sicilia, molto importante per i nostri valori, legati alla cultura e all'agroalimentare. Una Sicilia sempre più rispettosa dell'ambiente e tecnologicamente avanzata, polo di sviluppo del Mediterraneo. Sono le prospettive indicate dal ministro Urso nell'incontro con gli imprenditori catanesi. A Messina, blitz della polizia municipale in quello che era lo stabilimento della birra Messina. Dopo le segnalazioni dei residenti della zona, trovati fusti con all'interno sostanze nocive. Si aggrava la crisi idrica nel centro della Sicilia. A Pergusa l'acqua sarà erogata una volta ogni 5 giorni ed è malcontento tra i cittadini. Il calcio, Palermo altro pari al Barbera, con il Cesena finisce 0-0, 4 gol annullati, emozionante il tributo del pubblico a Totò Schillaci. Serie C, domani tocca al Catania che sarà di scena Giuliano. Dopo il pari con il Messina, con la Casertana, Modica presenta le dimissioni, ma Sciotto le respinge. Bentrovati, lo avete sentito, in apertura la rivelazione shock di Rita Dalla Chiesa su Andreotti. Mio padre fu ucciso per fare un favore al defunto leader della DC. Ospite della trasmissione Tango su Rai 2, la figlia del generale assassinato a Palermo 42 anni fa, per la prima volta fa il nome del politico che starebbe dietro l'omicidio. Andreotti disse a mio padre, riferisce la Dalla Chiesa, che chi si metteva contro di lui era un uomo morto. Una clamorosa affermazione condivisa dal fratello di Rita, Nando Dalla Chiesa, e che ha già prodotto le prime reazioni. Le parole di Rita Dalla Chiesa sono gravissime, indimostrabili e vengono fatte ora che Andreotti non c'è più. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Democrazia Cristiana. La DC però, dice Rotondi, c'è ancora e valuteremo le modalità anche legali con cui difendere la memoria del presidente. E poi Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto che la Dalla Chiesa venga ascoltata dalla Commissione parlamentare antimafia. Al via a Siracusa l'Expo Divinazione, la vetrina delle eccellenze agroalimentari italiane che anticipa il G7 Agricoltura. Nel pomeriggio l'arrivo della Premier Meloni, che sentiremo tra poco, intervistata dal nostro Luca Ciliberti, che ci riferisce in diretta da Siracusa. A te Luca. Siracusa vestita a festa, Ortigia che diventa un grande Expo a cielo aperto per la prima edizione di Divinazione Expo 2024, l'iniziativa voluta dal Ministero delle Politiche Agricole che ha anticipato il G7 che comincerà, il G7 Agricoltura che comincerà proprio giovedì prossimo. Dicevo, la Siracusa vestita a festa perché oggi insomma è stata impreziosita anche dalla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel pomeriggio ha fatto visita e ha inaugurato ufficialmente l'Expo 2024 dell'agricoltura. Ha detto, secondo le nostre previsioni, se tutto andrà come andrà, il Made in Italy dell'agricoltura varrà sul mercato circa 70 miliardi di euro, numeri sui quali ragionano, riflettono tutti gli attori chiamati in causa appunto in questa 8 giorni di riflessioni, compresi poi quelli che saranno i paesi del Nord Africa. Noi abbiamo raccolto con un'intervista la Presidente, le dichiarazioni veloci del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo tour. Ha visitato prima la chiesa del Duomo, poi ha girato lungo gli stand partendo da quello della Sicilia e poi si è intrattenuta con tutte le forze dell'ordine. In uno di questi momenti abbiamo raccolto la sua dichiarazione.
Presidente, una battuta, che inaugurazione è stata? Bellissima, molto bella, bellissima la partecipazione dei ragazzi che saranno centrali in questo G7, altra cosa che trovo molto intelligente. Buonasera, arrivederci. Un G7 importante. Un G7 importante. Beh, uno dei G7 più importanti per noi, per il valore, come lei sa, della cultura, dell'identità e dell'economia che sono legati all'agroalimentare. Questa mattina l'inaugurazione invece degli stand è stata ad opera del Ministro per l'Agricoltura Lollobrigida, poi è arrivato qui anche il Presidente Schifani che si è confrontato con il Ministro per l'Agricoltura proprio sull'emergenza climatica. La siccità, come sappiamo, è uno dei grandi temi che sta investendo questo G7. Noi vi stiamo parlando in questo momento da Ponte Ubertino, dove si è conclusa la prima giornata con una straordinaria parata, oltre 200 performers che hanno interpretato la natura e la vita, tutti coordinati dal coreografo Giuliano Peparini, che è ancora qui, insomma, a Siracusa. Domani altri ministri, ce ne saranno ben 4 per il secondo giorno dell'Expo. Giovedì, come detto, inizierà il G7. A te la linea. E questa mattina a Ortigia anche il Ministro per l'Agricoltura e la Sovranità Alimentare Lollobrigida, che si è detto pronto a incontri istituzionali per risolvere appunto la crisi idrica. Sentiamolo. Ministro, è inevitabile che questo G7 si confronti anche con la crisi dell'acqua. Ci sarà anche un confronto anche con il nostro governo regionale sulle cose immediate da fare? Come no? Intanto inizieremo oggi parlando con il Presidente Schifani, col collega assessore della Regione, avremo modo di incontrare tanti sindaci per ragionare insieme su quelle che sono le soluzioni, ma soprattutto ci saranno quasi 150 convegni in 10 giorni organizzati dai singoli settori per parlare di ricerca, di scuola, di valorizzazione degli istituti agrari, di possibilità delle istituzioni di confrontarsi con chi conosce i problemi, conosce anche spesso le soluzioni, come applicarle, come risparmiare l'acqua, come riuscire ad accumulare l'acqua, come riuscire a compensare questa drammatica inefficienza che ormai in questa parte d'Italia è stata rappresentata da persone che non hanno portato a termine le opere che gli erano state assegnate. E questa era l'intervista realizzata per noi stamattina da Luca Ciliberti. Cambiamo argomento. Una Sicilia sempre più rispettosa dell'ambiente e tecnologicamente avanzata, polo di sviluppo del Mediterraneo. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, incontra gli imprenditori catanesi. Eva Spampinato. La Sicilia può diventare, ne sono assolutamente convinto e per questo stiamo lavorando, il polo di sviluppo del Mediterraneo. Il futuro della nostra regione passa dalla sostenibilità ambientale e dallo sviluppo digitale. Ne è convinto Dolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, oggi ospite a Sicilia Fiera, a Mister Bianco, dove ha incontrato gli imprenditori catanesi a fianco del sindaco trantino, dell'onorevole Pogliese e del commissario nazionale alla depurazione Fatuzzo. Sicilia dunque come potenza industriale, protagonista anche nell'agricoltura e nel turismo, con 3 grandi poli industriali. Quella dell'Etna Valle, dove si sta sviluppando un polo della microelettronica grazie anche al nostro supporto, oltre 5 miliardi di investimenti appena annunciati, al cui fianco si sta sviluppando il più grande polo di tecnologia green attraverso Trisan, lo stabilimento di Termini Imerese, il polo della chimica che vogliamo diventi sempre più green, dell'area di Priolo, Gela, Augusta, e lì credo che tra breve ci saranno annunci significativi delle principali aziende. Proprio quest'area al momento è quella che preoccupa di più chi vive e lavora per i noti problemi ambientali legati alle vicende del depuratore IAS e della pioggia oleosa. D'Urso risponde così a chi invoca un intervento della magistratura. Riteniamo che il provvedimento da noi realizzato tiene pienamente in conto la continuità produttiva, assolutamente fondamentale. A Messina, in quello che era lo stabilimento della birra Messina, blitz per la polizia municipale dopo le segnalazioni dei residenti della zona. Trovati fusti con all'interno sostanze nocive. Francesco Triolo. Appena sono entrati in quello che era uno degli edifici che componevano l'ex stabilimento della birra Messina, gli agenti della polizia municipale si sono trovati di fronte fustoni pieni di sostanze altamente nocive. Così è stato immediato l'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. Il blitz è scattato in tarda mattinata dopo la segnalazione che da giorni alcuni residenti facevano sulle continue intrusioni e sulla presenza all'interno dello stabilimento abbandonato e da anni al centro di un fallimento e all'asta di senza tette persone poco
raccomandabili. E così, oltre ad una quantità enorme di spazzature e giacigli, probabili ricoveri, della notte gli agenti hanno trovato quei fusti con all'interno sostanze tossiche come l'idrossido di sodio e l'idrossido di potassio, sostanze corrosive per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio, che possono risultare anche fatali in caso di ingestione, e può essere raggiunta molto rapidamente una concentrazione dannosa di particelle aerodisperse quando disperso. Contatti cutanei ripetuti o prolungati possono provocare anche dermatiti. La Polizia Municipale ha presentato tutta la documentazione in procura ed ha allertato i curatori fallimentari, che dovranno provvedere adesso alla bonifica dell'area. Primi interrogatori per gli indagati dell'operazione Irene, che ha portato in carcere 10 persone, l'ex senatore Nino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone, accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Hanno risposto al GIP. Francesco Coppola e Giosuè Di Gregorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I reati contestati agli indagati a vario titolo sono di associazione mafiosa, estorsione, spaccio di stupefacenti. E mentre a Siracusa se ne discute, si aggrava la crisi idrica al centro della Sicilia. A Pergusa si razionalizza ulteriormente l'erogazione dell'acqua ed è malcontento tra i cittadini. Veronica Barbarino. È sempre più grave la crisi idrica nell'Ennese. Dopo l'ulteriore riduzione delle portate di acqua in ingresso dall'acquedotto Ancipa alla provincia di Enna, comunicata da Sicilacque, la società che gestisce il servizio idrico sovrambito in Sicilia, Acqua Enna si ritrova a dover razionalizzare le risorse. A Pergusa, pertanto, l'acqua verrà erogata ogni 5 giorni e non più 3 come avvenuto fino ad ora, e per 24 ore, dalle 17 fino alla stessa ora del giorno successivo. Una decisione che farà storcere il naso a molti di Ennalta, che ricevono l'acqua ogni 6 giorni, dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. Intanto il Comitato Spontaneo dei Cittadini Senza Acqua Enna denuncia una politica assente e ha indetto per martedì 24 settembre alle 17 un'assemblea aperta alla popolazione. Oggi è l'anniversario dell'assassinio del giudice ragazzino Rosario Livatino, ucciso a 38 anni dalla Stidda. È stato tra i primi investigatori a individuare i collegamenti tra criminalità e imprenditoria. Davide Sardo. 34 anni fa, poco prima delle 9, Rosario Livatino, ribattezzato da Cossiga il giudice ragazzino, salutò i genitori per recarsi al lavoro al Tribunale di Agrigento. Lungo la strada fu raggiunto dai killer. Nonostante la disperata corsa tra i campi, fu crivellato di colpi. Proprio in questo luogo, appena fuori dal centro di Agrigento, ogni anno vengono deposte delle corone di fiori in memoria di quello che oggi è beato e martire della giustizia. Queste sono occasioni in cui secondo me occorre rinnovare l'unità di intenti, che non deve essere soltanto di facciata, ma rinnovare l'unità di intenti tra magistratura e tutte le istituzioni dello Stato, quindi province, comuni, regioni e Stato, per far sì che possano essere apportati dei miglioramenti al sistema giudiziario nel suo complesso, perché penso che questo sia il modo migliore di ricordare il giudice Livatino. Un ricordo sempre vivo, sempre forte, sempre importante. Il giudice Livatino è una presenza costante nel mondo della magistratura e anche, soprattutto, è ancora più importante nella società civile. Con le sue indagini fu tra i primi, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, a individuare i collegamenti tra malavita e gruppi imprenditoriali. Anche la Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ha ricordato il suo impegno, fondamentale per conoscere fino in fondo gli affari illeciti di Cosa Nostra e in particolare della Stidda siciliana, che ne decretò la sua morte. In Sicilia hanno chiuso 8.500 negozi negli ultimi 10 anni. Tra le cause il Covid, le vendite online, la grande distribuzione e il cambio di abitudini. Le proposte del presidente di Assoesercenti, Salvo Politino. Sentiamole. Fare impresa in Sicilia è diventato sempre più complicato, lo dimostrano i dati elaborati dal centro studio di Assoesercenti Sicilia. Basti pensare che da dicembre del 2013 a giugno del 2024 mancano all'appello oltre 8.500 imprese del commercio di vicinato e hanno cessato oltre 61.000 aziende. È un dato drammatico, devastante. Tra i settori quelli più colpiti sono stati l'abbigliamento, che
con quasi 14.000 cessazioni rappresenta oltre il 22%, e poi c'è la vendita di generi alimentari che con quasi 17.000 cessazioni rappresenta oltre il 27%. Da notare anche il dato che riguarda le edicole, contraddistinte da 1.300 cessazioni. L'unico settore positivo è quello dei bar e dei ristoranti e quindi della somministrazione. Bisogna prevedere un regime fiscale agevolato per gli esercizi di vicinato e del centro storico, riconoscendo agli stessi una valenza tradizionale, sociale e di controllo del territorio. Ecco perché chiediamo alla Regione Sicilia nuovi bandi che riguardino però solo gli esercizi del centro storico e gli esercizi di vicinato. Una seconda scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata alle 15.07 al largo delle coste di Trapani, a una profondità di 1 chilometro. Il sisma di lieve entità segue l'evento di maggiore intensità, di magnitudo 4.1 che si era registrata alle 5 della mattina al largo delle isole Egadi. Non sono stati segnalati danni. Gomorra, Pinocchio, Io Capitano sono i film di maggior successo di Matteo Garrone, che a Marina di Ragusa ha raccontato il suo cinema e la sua passione civile. Sono a favore, dice, di chi soccorre in mare. Veronica Barbarino. Trasporta il pubblico in mondi complessi attraverso una visione unica e potente. È il regista Matteo Garrone, vincitore del David di Donatello e candidato all'Oscar per Io Capitano. Ospite a Marina di Ragusa del Costa Iblea Film Festival, dichiara un forte legame con la Sicilia, tanto da sceglierla come set di alcune scene del suo film fantasy, Il racconto dei racconti, girate nel ragusano. Dalla Sicilia poi viene la vera storia di Mamadou, senegalese immigrato, raccontata in Io Capitano. I film che faccio di solito a volte anche hanno questi aspetti più politici, però diciamo che il più delle volte sono film in cui cerco di raccontare storie che riguardano l'uomo, i suoi conflitti, le sue passioni. Impedire di conoscere il mondo e di cercare opportunità migliori è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e sulle troppe vittime in mare non può non esprimere un pensiero. Sono a favore di chi salva le vite umane in mare, sicuramente sono a favore delle ONG e penso che il lavoro che fanno è importantissimo. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Palermo altro pari al Barbera, con il Cesena finisce 0-0, 4 i gol annullati. Emozionante il tributo del pubblico a Totò Schillaci. Marco Gullà. È finita 0-0 tra Palermo e Cesena, ma le emozioni al Barbera non sono mancate prima e dopo. Una partita decisa praticamente dal VAR con 4 gol annullati, 3 al Cesena e 1 al Palermo. Per quello che si è visto in campo, un pari comunque che ha rispecchiato l'andamento del match. Nel pregare emozionante tributo del Barbera per Totò Schillaci, la maglia azzurra 19 campeggia in curva nord sui megaschermi, un video con le immagini Italia 90, in sottofondo notti magiche e tanti applausi. Si inizia e il Cesena a partire meglio. Al quinto gol di Spendi, ma è annullato per fuorigioco. Al settimo replica il Palermo, Di Mariano per Henry e palla in rete, ma la review del VAR pesca Di Mariano in offside, gol annullato, si resta sullo 0-0. Ancora Palermo a metà tempo, grande occasione per Henry, il francese tira di destro a giro dal limite dell'area, palla fuori di nulla. I ritmi si alzano, il Cesena prova la reazione e riesce anche ad impensierire Desplanche, ripresa, bianconeri che aggrediscono la metà campo del Palermo e al 54esimo trovano ancora il gol del possibile vantaggio, segna ancora Spendi, ma anche questa volta è fuori gioco. Palermo in difficoltà, le sostituzioni non fanno cambiare marcia ai rosanero che subiscono ancora gol, questa volta a segnare Carbo. Esultanza strozzata dopo qualche minuto dal VAR, si resta ancora sullo 0-0. Il Palermo prova a riprendere il filo del match, torna all'attacco, ma l'occasione migliore è nel finale con Basic che non inquadra la porta. Poteva finire in qualsiasi modo, alla fine un pari che posticipa ancora la prima vittoria casalinga dei rosanero.
Il Catania invece giocherà domani in casa del Giuliano. Toscano, che ha presentato la sfida in conferenza stampa, potrà contare su Celli, inserito nella lista dei giocatori utilizzabili. Marco Carli. Giorni importanti in casa Catania. Dai 3 incontri ravvicinati si potrà capire ancora di più il valore dei rossazzurri. Prima del doppio impegno casalingo della prossima settimana c'è la trasferta di Giuliano. La squadra di Toscano potrà contare su un innesto in più, se così possiamo dire, della lista dei giocatori utilizzabili. Infatti adesso fa parte anche Alessandro Celli, difensore acquistato dal Catania nel mercato di riparazione della scorsa stagione e convocato da Toscano anche per la prima partita di Potenza contro il Sorrento. Il difensore reintegrato indosserà la maglia numero 3. Toscano ha ribadito anche in conferenza stampa quanto creda al suo gruppo. L'impatto che oggi mi dà la squadra è che c'è un potenziale che può giocarsi qualcosa di importante se cresce continuamente. Noi in questo momento dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla partita di domani, che è molto importante per la nostra crescita e il nostro miglioramento. Dopo la partita, in base alla partita si fanno tante valutazioni dopo. Mi riferisco soprattutto all'ultima partita che hanno fatto col Cerignola. Il Giuliano, dove il primo tempo è stata una squadra che ha messo sotto il Cerignola. L'allenatore rossazzurro vuole far arrivare l'organico tutto allo stesso livello di preparazione, mentre in casa Giuliano Bertotto ribadisce il valore dei rossazzurri. Catania è una squadra top per la categoria, una squadra attrezzata, una squadra sicuramente con dei giocatori molto forti, allenati molto bene da un tecnico capace che stimo particolarmente, anzi gli faccio i complimenti per quello che ha fatto l'anno scorso con il suo Cesena, ha vinto un campionato con grande forza e di sicuro non è una cosa scontata. Pareggio 2-2 per il Messina ieri sera al Franco Scoglio contro la Casertana. A fine gara Modica ha presentato le sue dimissioni irrevocabili respinte da Sciotto. Sergio Colosi. Nella serata dedicata a Schillaci e Argurio, il Messina brilla un tempo e si spegne nel secondo. Casertana al quarto pareggio in 5 giornate, mentre i giallorossi dopo il Potenza regalano altri 2 punti. In sala stampa il tecnico Modica si dimette, ringrazia e saluta tutti. Sciotto respinge le dimissioni, ma il futuro è sempre più nero. Primo tempo a senso unico, il Messina domina una Casertana inesistente. Dopo 43 secondi Petrungaro di testa sblocca la gara. Il finlandese Salomà fallisce l'impossibile da quasi metri zero dalla porta e Luciani raddoppia sulla verticalizzazione di uno scatenato Petrungaro. La gioventù costa meno, ma prima o poi si paga a dazio e il Messina di quest'anno, più che mai linea verde, è l'esempio classico. Carretta si porta a spasso Ortisi e Rizzo prima di battere Curtosi. La squadra va in tilt, Modica ritarda i cambi e il pareggio è questione di minuti. Al 32esimo il contatto tra Bakayoko e Manetta vale il rigore che l'ex Damian trasforma dopo la prima respinta di Curtosi sul palo. Un punto che fa male ad entrambi, al Messina rimontato e alla Casertana senza vittorie, e ancora di più al difensore campano Bacchetti, al quinto giallo in altrettante giornate, con la squalifica di un turno dietro l'angolo. Difficile se non impossibile fare peggio. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.